Amiche e amici amanti della buona cucina, eccoci qui anche oggi a darvi i consigli per un buon piatto con il mio amico Armando Zanotto. Ciao Armando, Ciao, come va? Benissimo. Passato bene la settimana? Sì, sai, cimentandomi un po' sulla cucina, preparandovi, mie care ascoltatrici, le ricette, perché anche, caro Bruno, anche gli uomini adesso è una cosa spaventosa, si cimentano in cucina che è un modo, guarda, un modo allucinante, quindi le mogli, le signore, così dicono, la passione sarebbe per fare stare i fornelli, però noi abbiamo tante cose da fare, se troviamo il nostro marito che ci fa un po' di scuola di cucina, oppure intinge qualche ricetta magari da Radio Conegliano, lui poi la trasmetterà. Però poi si lamentano lo stesso, perché sì, noi uomini lasciamo lì tutto come sta, sì, se ne andiamo alla sì, fine. Perché poi, sai, siamo un po' magari più disordinati, lasciamo lì le pentole, sporchiamo molte pentole, di più e quindi poi voi ci fate... Lo sai Armando, a me piacciono molto i primi piatti, no? E la cosa che mi piace fare come uomo di cucina è saltare i primi piatti, saltare le paste in padella. Cioè, a me piace moltissimo. Beh, Bruno, tu capisci che saltare una pasta in padella dai un gusto maggiore, mi capisci, dai un gusto, conservando in padella il sugo che non si ristringa troppo, hai un sapore più notevole, più piacevole, e quindi non è una cattiva idea quella che tu dici. Ecco, a proposito di pasta, dopo ti faccio raccontare la ricetta del giorno, sì. Ma sai, a me piace moltissimo anche la pasta che resta a mezzogiorno, naturalmente sì, deve essere adatta per essere riscaldata. Certo. Riscaldata e saltata in padella è qualcosa di fenomenale. Sì, allora in quel caso lì, sai, conserva un po' di acqua di cottura, sì, no? Anche se è fredda dopo un'ora. Quando scagli la pasta metti un po' di acqua della cottura e quindi gli amidi ravvivano in questa pasta che tu scaldi. Ecco, questa qua è un po' così la divagazione per parlare di cucina, per introdurci ai ventagli gratinati al forno. La ricetta di oggi. Oh, mie care ascoltatrici e ascoltatori, la ricetta di oggi è questi ventagli gratinati in forno. Praticamente voi li conoscete, tutti li conoscono meglio per capesante, in francese la conquille Saint-Jacques, e quindi poi in altri stati non so come si traduca in inglese, eccetera. Quindi io vi do questa ricetta che è per 4 persone, quindi prenderete, gli ingredienti sono questi. Ecco, io voglio così consigliare anche ai nostri ascoltatori che possono vedere su Veneto Globe queste ricette e basta digitare sul proprio computer o sul proprio telefonino o tablet Veneto Globe, si entra nella pagina di Veneto Globe e si va alla ricerca delle ricette di Armando. Bene. E lì trovate anche gli ingredienti, vedete che la regia ogni tanto manda gli ingredienti. Tu hai bisogno degli ingredienti lì, ma li conosco. Sì, allora sono quelli là comunque, vedi? Sì, 12-16 capesante, possibilmente che sia vive. Queste se da caule sarebbe le migliori, mie care signore. Però se viene anche da Francia... Fa venire in mente Ezio Greggio. Ezio Greggio, che quando sente parlare così prende tutto il suo ambaradagno e va via, perché mi hai parlato vive. Mamma mia, mi fa venire impressione, però è così. È così. D'altronde anche quando catturi un pesce è vivo... e quindi cosa facciamo? Certo. Quindi 12-16 capesante vive, mezzo bicchiere, un bicchiere circa di vino bianco secco, un cucchiaio di prezzemolo finemente tritato ed 2 cucchiai di parmigiano. Il parmigiano, mie care signore, deve essere giovane, non vecchio, giovane, perché nella capasanta, essendo giovane, mi dà più piacevole il gusto. Poi un 3-4 cucchiai di mollica, ecco, mi raccomando, qua deve essere la mollica del pan, ovviamente tostata in forno. Pan casareccio che si avanza, tirare via la crosta e quando che veda far
il pane gratinato, dove farlo in forno, tostare in forno solo la molica. Poi ovviamente una volta che l'avete tostato bene viene grattugiato e passato al settaccio la parte più fina. Perché la molica? Perché la molica, qualsiasi gratinatura, Bruno, che si fa, è molto più delicata, che quando che ti mangi una roba che è stata gratinata col pan come queste capisate qua, se sei la molica solo, sei stupenda, ti senti sta robetta qua che non ti capisci neanche a cosa che è, sta roba che ti entra così piacevolmente, che fa piacere. E non la porta via il gusto. No, esatto. Se invece sei sto pan grattato, che se tutti questi tocchi che sei dentro della parte dura del pane, della crosta, e ora là ti senti la differenza molto notevole, che non vi consiglierei mai. Quindi sprecare un po' di questa crosta e creare questa molica di pane così. Poi 50 grammi di burro, sale e pepe. Il procedimento è talmente facile, quindi prendete le capesante. Che sia fresche. Magari ciotte a chilometri, sì, a chilometri quasi zero, perché sì, per forza sì. bisogna andare al mare a ciorle, non Esatto, si può piantarle in telorto, abbiamo provato. No. L'orto, diciamo che il mare e le verdure si sposano bene, il mare e le colline si sposano bene con i prodotti della nostra terra che abbiamo qui in Conegliano, però piantare capesante... Avevo dal maestro Zanotto un giorno che lui ha anche una parte di orto là a Rio dove si pianta tutte le sue verdurine, dovremmo provare a piantare le capesante, ma io guardare, capesante e piantiamo, e dopo cosa veniva su? No, non è possibile. Dobbiamo provare al mare vicino. Oppure a qualcuno che le porta, che siamo sicuri che sia roba fresca. Certo. E quindi queste le aprite con la punta del coltello, le aprite una ad una, togliete la parte nera che ne contiene, che è la parte del pasto, le sciacquate per bene e poi le adagiate su le conchiglie, le condite con un pochino di olio extravergine, un po' di sale e pepe. Anche olio delle nostre colline, sì, delle nostre colline. Qui nelle nostre colline c'è l'olio molto che buono, è fantastico. Sì. Anche questo è un prodotto della nostra... Costa un pochettino. Ma però si d'opera manco perché ha un valore più profumato, più pieno, quindi qua bisogna fare proprio a giossette perché non occorre buttare tanto. Quindi si mette questo olio, sale, pepe, il prezzemolo, una piccola sfumatura di pane grattugiato sopra e una giossetta de vin. Le mette in forno a 180 gradi, diciamo come che prende un po' di colore, le togliete e le portate in tavola e le servite così. Da vicino, mie care signore, gada essere del pan fresco de casada, che così fa la scarpetta, tocce, come che fa la scarpetta, se toccia, tutto è suo che manda fuori. Ecco, questo è un antipasto facilissimo, creare, anche quando avete magari una bella cena importante, creare questi antipasti che sono facili, perché la donna di casa, qui la padrona di casa che fa la cucina, magari per stasera, cosa succede? Che non ha tempo neanche a venire a gustare le capesanti, quindi la fa tempo di mandarle fuori, impiattarle nel piatto e sentarsi con tutta questa bella compagnia che avrà e gustarsi le capesanti. Sì, che la gusta le capesanti sì, e la compagnia. E la compagnia. Cosa che c'è è più bello. Sì. Poi ovviamente, caro Bruno, le puoi fare in altre versioni, le puoi fare con i funghi, le puoi fare ai ferri appena scottate su una padella aderente, appena scottate poi messe sulla conchiglia, un po' di prezzemolo e olio, buonissime anche così. Ecco, poi anche crude, stupende, se lei è fresca, tagliata a fettine, mi cari signore, tagliata a fettine, una giossetta di olio, un po' di limon vivo, vede che lei è una roba meravigliosa. Oppure anche intiere, sì? Ma non stai a impressionarle se quando che mette il limone si estrema. Sì, e fa un po' di... le si ritira, dice ma cosa mi metti tu sopra? A me era meglio un po' di prosecco. Sì, le come Bruno, le ostriche, le tartufe, quando tu prima di mandarli metti qualche goccia così spremuta da un spicchio di limone e tu vedi quest'ostrica o questo tartufo che si ristringe e che mi dice sono pronto per essere degustato. E allora Armando, anche oggi abbiamo raccontato con grande
maestria da parte tua, una ricetta semplice ma buona. Buona. Se ricordate, le ricette semplici e buone. Noi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a domani. Bene. Ciao. Ciao a tutte e buon pranzo.